giornata e nella mattina di lunedì 7 andremo a votare per scegliere i nostri amministratori. Il naufragio delle ideologie rivoluzionarie e di tutti i regimi del socialismo reale propongono con forza le ragioni di un grande partito popolare di ispirazione cristiana che difenda nella libertà i valori della giustizia sociale e della solidarietà. Elettrici ed elettori italiani, l'astensione dal voto, la dispersione del voto, le leghe nell'una o nell'altra regione aiutano solo i partiti che vogliono la confusione e la crisi, quando invece c'è bisogno di un governo sicuro. I problemi delle nostre città, dei nostri paesi, delle province e delle regioni, sommati insieme, sono i problemi dell'intera società. Bravi amministratori, capacità di proposta e di iniziativa, uso corretto delle risorse, trasparenza dei comportamenti, debbono incontrare una politica nazionale sicura e l'impegno attivo del governo. Voi sapete che altre forze politiche hanno come solo obiettivo quello di rovesciare il governo e determinare una generale situazione di crisi e di confusione, proprio quando abbiamo la necessità di procedere verso l'Europa con maggiore efficienza, sviluppando l'economia in tutto il Paese, le possibilità di lavoro, un'assistenza adeguata agli anziani, un sistema sanitario migliore, potenziando la lotta alla criminalità in tutte le regioni. Dobbiamo votare anche per rendere più sicura l'azione del governo e per dare amministrazioni serie ai comuni, alle province e alle regioni. Chi non vota e chi disperde il voto aiuta i partiti che vogliono la crisi. Io affermo qui l'impegno della Democrazia Cristiana ad utilizzare il consenso elettorale, la forza che ci verrà dalle elettrici e dagli elettori italiani per garantire amministrazioni serie negli enti locali e sicurezza nell'azione del governo. Nei prossimi mesi toccherà all'Italia di assumere la presidenza della Comunità in una fase nuova e decisiva per l'unità europea. Dobbiamo arrivarci forti e decisi. Questo dipende ora dal vostro voto, dalla forza che riceverà la Democrazia Cristiana.